A ora è la nomina del governatore Zaia come commissario dell'emergenza maltempo. La regione vuole convocare i sindaci del Veneto colpito dalla montagna al litorale passando per la Marca, un piano di lottizzazioni per smaltire gli alberi caduti. Si lavora senza sosta nella montagna devastata, anche i militari in campo e stasera a Ring puntata speciale, collegamento con Rocca Pietore per dare voce a residenti e imprenditori in onda. Dalle 21:15 autonomia del Veneto, Zaia svela: in questi giorni ho parlato con il Premier, è d'accordo e convinto a fare prima possibile. Imminente la decisione definitiva del governo sulle grandi navi a Venezia, ad annunciarlo il vice ministro alle infrastrutture, prende quota l'ipotesi Vittorio Emanuele caldeggiata da Porto e Comune. 27enne travolto e ucciso da un'auto a Marghera mentre attraversa la strada per prendere il bus, il padre colto da malore dopo aver visto il corpo. Signora di Vicenza dimentica le borse in centro dopo l'aperitivo, 2 uomini la ritrovano e vengono premiati con una mancia, ma avevano rubato i soldi all'interno incastrati dalle telecamere di sorveglianza. Alta tensione in Forza Italia dopo le parole di Brunetta contro i dissidenti azzurri. L'assessore regionale Donazzana: io penso alla gente, questa non è la Forza Italia che conosco. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la montagna devastata dal maltempo, si continua a lavorare febbrilmente, il sole è tornato a fare capolino e le temperature miti di questi giorni sicuramente aiutano, ma bisogna fare presto, l'inverno è alle porte ed è necessario che tutta una serie di interventi vengano eseguiti prima dell'arrivo della neve e del ghiaccio. Ma per tutte le ultime novità ci colleghiamo subito con i nostri inviati a Rocca Pietore, Tiziana Bolognani e Lucio Zanato. Buonasera Tiziana. Sì, buonasera Marta, buonasera dalla piazza di Rocca Pietore, dalla piazza del municipio, dove questa sera ci collegheremo in diretta con Ring per dare voce, come hai detto tu, alla gente di questa comunità che 2 settimane oggi visse dei momenti davvero drammatici e un dramma che continua a riproporsi perché i lavori sono iniziati. Oggi abbiamo potuto verificare quanto è stato fatto per rimuovere fango e macerie dalle strade, dalle case, dalle attività commerciali che sono state messe in ginocchio, ma c'è evidentemente la volontà ferma e la volontà ferrea soprattutto dei residenti di ricominciare al più presto. Questa sera lo sentiremo. Nel frattempo, giustamente come dicevi tu, è a ore la nomina del governatore Luca Zaia a commissario per l'emergenza. È sua l'intenzione di incontrare i sindaci per la questione del piano alberi ed è previsto un piano di lottizzazione per lo smaltimento del legname. Bisogna fare presto, questo ha detto Zaia ai nostri microfoni, può partire il servizio. Il nome sarà quello del Presidente della Regione, penso che sia questione di ore, nel senso che noi abbiamo dato l'ok alla bozza finale, per cui poi spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedere alla nomina. Parla di fatto già da commissario per l'emergenza montagna Luca Zaia per una delle partite più difficili del suo governo: far ripartire la montagna e ricostruire dalla devastazione. Per questo, come aveva chiesto a Roma, ci saranno poteri speciali. Il decreto che non parla solo di nome, ma parla anche di funzioni e di competenze. Diciamo che è ben affinato, anche perché chi va a fare il commissario deve avere mano libera, perché poi avere 100.000 ettari di boschi da spostare e da ripiantumare non è una partita da poco. Pensate solo alle regole ambientali e a quello che c'è ogni volta che entri in un bosco protetto. Il cronoprogramma prevede la nomina del commissario di un soggetto attuatore. Lavoreranno fianco a fianco con l'assessore regionale Bottacin. Subito un primo step. Convocheremo tutti i sindaci di tutto il Veneto interessati da questo evento, ovviamente non possiamo farlo contemporaneamente, quindi chiedo un attimo di pazienza anche ai sindaci, li chiameremo tutti e affronteremo con loro le varie questioni sul tavolo. Prima di tutto gli spiegheremo come funziona l'ordinanza, dove abbiamo chiesto tutta una serie di deroghe in materia ambientale, in materia di appalti, in materia di gestione economica della contabilità separata, perché stiamo parlando di una gestione straordinaria e non
non ordinaria, quindi anche rispetto di patto di stabilità, tutti questi aspetti, spiegheremo come fare. E poi l'altro fronte chiave, l'apocalisse di alberi caduti. Ovviamente anche in questo caso stiamo cercando di gestire delle priorità, ci sono aree in cui tutti questi alberi incombono sulle strade e sui corsi d'acqua e quindi c'è un rischio immediato per la popolazione qualora dovessero esserci ulteriori eventi meteo rilevanti, e ci sono alberi che invece sono in aree fra virgolette più sicure. Ovviamente la grande partita è quella di coinvolgere dei soggetti, dividendo le zone per lotti, coinvolgere dei soggetti perché vadano a prendersi il legname e lo lavorino. Nel frattempo la Giunta regionale, come promesso dall'assessore al turismo Federico Canera agli albergatori nei giorni scorsi, ha approvato la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative ai bandi per i contributi finalizzati a investimenti innovativi delle piccole e medie imprese di montagna. Insomma, il concetto è sempre questo: fare subito e fare presto, e poco tempo per rispondere alle ironie lanciate da Beppe Grillo in questi giorni, quegli alberi caduti che secondo il comico politico sembravano tutti uguali. Non l'ho visto insieme a me con le scarpe piene di fango a dare una mano alla gente, magari la prossima volta può venire a dare una mano alla gente, così magari si rende conto di come sono le situazioni veramente, senza fare tante battute di fronte a una tragedia che ha provocato anche dei morti. Ecco, così il governatore Zaia e l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin da Rocca Pietore, in un momento in cui si lavora anche non solo dal punto di vista logistico ma anche dal punto di vista squisitamente amministrativo. Le pratiche amministrative necessitano evidentemente di personale, di addetti, di uomini in più, e oggi è arrivata la notizia che il Comune di Milano ha messo a disposizione 4 amministrativi per dare una mano a Rocca Pietore. Questa è sicuramente una delle tante buone notizie che anche qui su si aspettava. Abbiamo visto lungo la strada moltissimi cantieri, su tutti il grande impegno, grande spiegamento di forze dell'esercito che abbiamo incontrato a Santa Maria delle Grazie per portare il saluto ai suoi uomini che stanno lavorando senza sosta da 15 giorni in diversi punti, diverse zone della provincia di Belluno, qui a Rocca Pietore nella frazione di Sottoguda. A Santa Maria delle Grazie, pochi chilometri più a valle, abbiamo incontrato il generale Sperotto e con questo vi restituisco la linea. Siamo a Santa Maria delle Grazie, fra Alleghe e Caprile, una delle tante località della provincia di Belluno martoriate dall'emergenza maltempo, dall'alluvione del 29 ottobre scorso. Siamo con il generale Sperotto, l'esercito in prima linea negli aiuti, nei soccorsi, negli interventi, anche e soprattutto per la sistemazione logistica del nostro territorio. È così, generale? Diciamo che l'esercito in queste circostanze è presente, risponde quando viene chiamato con le proprie strutture, con le nostre capacità e con le risorse che sono disponibili, soprattutto in questo contesto di operazioni dove vengono utilizzati mezzi e materiali di equipaggiamento che non sono utili solo in operazione ma anche a favore della popolazione quando succedono disgrazie come questa. Vi siete interfacciati con il prefetto Esposito, prefetto di Belluno, cosa vi siete detti, qual è stato il bilancio di questi 15 giorni? Il bilancio lo deve trarre il prefetto, per quanto ci riguarda li abbiamo detto bravi perché hanno saputo attivarsi in tempi molto rapidi, costituendo quelle strutture che sono necessarie per gestire le emergenze e soprattutto intervenire con tempestività laddove ce n'è bisogno. Vi abbiamo visto in provincia di Belluno all'opera, da Auronzo a Rocca Pietore, Sottoguda, passando per Feltre, devastata dalla tromba d'aria. Quanto durerà ancora la vostra presenza sul territorio? Finché sarà necessario, anche perché i tempi non li dettiamo noi ma li dettano quelle che sono le circostanze. Adesso abbiamo circa 130 persone, un centinaio di mezzi sul territorio, saranno impegnati finché le circostanze lo richiederanno.
E non solo maltempo, perché oggi il governatore Zaia è tornato a parlare di autonomia ed ha svelato un colloquio con il premier Giuseppe Conte. Sentiamo. Io vi posso anche dire che ho parlato personalmente la scorsa settimana con il Presidente Conte. Il Presidente sta approfondendo la partita, abbiamo discusso di modalità di approccio di tutta questa partita. Penso che comunque c'è un punto di partenza. Il Presidente Conte vuole l'autonomia e sa che l'autonomia è una delle partite importanti. Rispetto alla procedura da adottare, io resto convinto del fatto che questo provvedimento ben fatto dal Ministro Stefani e voluto dalla maggioranza sia portato in Consiglio dei Ministri, auspico questo, e da lì magari ci siano le famose clausole di salvaguardia, come le chiamo io, poi in giuridichese non so come si chiamano, che diano modo poi al Consiglio dei Ministri di intervenire di volta in volta nella declinazione delle competenze, ma subito avanti questo progetto. A Venezia ora per parlare delle grandi navi, perché ormai è imminente la decisione del governo, ad annunciarlo il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi in visita in Laguna. Visita a Venezia per il viceministro leghista alle infrastrutture Edoardo Rixi, che accompagnato dal governatore Luca Zaia e dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino ha percorso in barca il canale Vittorio Emanuele, osservando quelle che secondo i progetti di Porto e Comune saranno le nuove banchine d'attracco delle grandi navi da crociera. Piani su cui il governo si deve ancora pronunciare. Una decisione definitiva, promette il viceministro, arriverà nelle prossime settimane o al massimo entro pochi mesi. Si può studiare e capire se è meglio farle entrare, quindi utilizzando, come si vedeva oggi, parte del porto industriale, che comunque deve essere riconvertito. In ogni caso, se non entrano navi di crociera entrano altre navi, quindi non è che il tema è che non entrerebbero navi, a meno che non si decide di eliminare un porto industriale, vuol dire riportare il nord-est a una situazione preindustriale. Positiva dunque la valutazione del leghista sull'ipotesi Vittorio Emanuele, mentre forti sono le perplessità sull'idea di far approdare le navi in una nuova banchina al di fuori della laguna, sponsorizzata in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo il porto di Venezia che a volte rimane chiuso anche a causa di brutto tempo, è una cosa diversa avere le navi in banchina in un porto sicuro, avere le navi fuori dalla laguna esposte ai marosi, quindi anche il tema sul lido ovviamente noi stiamo valutando tutto, però è chiaro che da quel punto di vista lì ha delle criticità da questo punto di vista. Un'intesa tra le due forze politiche al governo sarà trovata presto, sostiene il viceministro. Quello che è certo è che le navi non passeranno più davanti a San Marco, ma non perciò rinunceremo alla crocieristica. Più di 100 navi entreranno in linea nei prossimi anni e gli armatori oggi si chiedono in quale destinazione le devono portare. È chiaro che noi se non diamo delle certezze, qualunque esse siano, rischiamo nei prossimi anni di non avere più navi che vengono nei nostri porti, semplicemente perché non sono certi che i nostri porti siano in grado di accoglierle, e questo sarebbe un danno enorme in un settore economico che sta crescendo. Quanto al Mose, Rixi ribadisce la volontà del governo di portarlo a termine al più presto. Ci sono stati molti errori nel passato, riconosce, ma lasciare a marcire sott'acqua un'opera completata al 94% non è una soluzione. C'è un tema che preoccupa, che sono i costi di gestione, su cui bisognerà affrontarli e capire anche se si possono diminuire o come comunque ripartirli, perché è chiaro che le amministrazioni locali non si possono far carico anche di costi così elevati. Ed ora la cronaca con la morte della campionessa 39enne di tiro a segno a Muggia, fatale un mix di farmaci ed alcolici, disposta l'autopsia. Sono 2 gli indagati in merito alla tragedia. L'ex compagno sospettato di maltrattamenti e l'amico che la ospitava in quell'appartamento di Muggia dove è stata trovata morta giovedì. Sono i 2 uomini indagati per la vicenda della morte di Marianna Pepe, l'ex campionessa di tiro a segno e caporal maggiore dell'esercito. Una storia di disagio e disperazione che, oltre ad essere costata la vita alla 39enne, ha tragicamente segnato l'esistenza di un bimbo di 5 anni. Il figlio eletto della militare è stato infatti affidato ai servizi sociali dopo la morte della madre. Il giorno prima del decesso Marianna sarebbe stata picchiata violentemente dall'ex compagno, molto probabilmente davanti al bambino. Non era la prima volta, l'ex convivente Demis Corda era infatti stato rinviato a giudizio per ipotesi di maltrattamenti per episodi avvenuti nel 2014 e nel 2015. In entrambi i casi la 39enne aveva rimesso la querela, sostenendo che dopo la denuncia le violenze erano cessate e che il compagno era stato collaborativo anche nella gestione del figlio.
Poi però un ulteriore episodio di violenza fisica, anche qui con remissione della querela il recente 1° di ottobre, con ulteriore conferma telefonica agli inquirenti il 30 del mese scorso. Mercoledì l'ulteriore episodio, questa volta la donna, per sfuggire alle botte, ha chiesto ospitalità a un amico che ha accolto lei e il bimbo nel suo appartamento in via Pierpaolo De Luca a Muggia. Qui, evidentemente in ansia e in preda alla disperazione, ha bevuto e assunto dei tranquillanti per cercare di rilassarsi e dimenticare. Nel mix di sostanze assunte dalla donna non si esclude pure la presenza di cocaina. È stato il padrone di casa, a risveglio, ad accorgersi che Marianna non respirava più e a chiamare l'ambulanza. La 5 volte campionessa di tiro con la carabina però non ce l'ha fatta. Nessun segno di violenza sul corpo, scrive il medico legale nel suo report, confermando la verosimile intossicazione da diverse sostanze come causa scatenante dell'insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario che ne ha causato la morte. L'autopsia dovrà stabilire se, spiega la procura, le cause del decesso sono riferibili all'assunzione di sostanze esogene o ad altre cause. In questo senso le indagini sono in corso anche per accertare la responsabilità di chi ha fornito a Marianna alcol, farmaci e forse pure la droga. Tragico incidente stradale ieri sera a Marghera, un 27enne veneziano ha perso la vita. Si chiamava Alvise Donal, 27enne informatico di Cannareggio che domenica verso le 19 ha perso la vita in via Fratelli Bandiera a Marghera. Il 27enne stava attraversando la strada in prossimità dell'hotel per prendere l'autobus alla fermata Colombara quando è stato colpito in pieno dall'auto che l'ha trascinato fino a qui, per 50 metri. Complice forse il buio e una scarsa illuminazione, la persona alla guida dell'auto che stava sopraggiungendo non l'avrebbe visto, arrivando ad impattare violentemente sul ragazzo che doveva rientrare a casa senza lasciargli scampo. I sanitari del 118, giunti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In questa zona non ci sono semafori né indicazioni di limiti di velocità e Donà era lontano dalle strisce pedonali. Sotto shock l'automobilista che l'ha investito e ucciso. Il padre del 27enne è giunto sul posto, ma trovandosi di fronte a quello scenario si è sentito male e per questo motivo è stato riaccompagnato a Venezia, dove il figlio viveva insieme a lui e alla mamma. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale. Alvise lavorava all'Interlogica di via Miranese a Mestre, amava leggere soprattutto i fumetti ed era una persona molto riservata. La pubblicità ora subito dopo l'incredibile furto che si è verificato a Vicenza. Restate con noi. Retro. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto. Andiamo ora a Vicenza con un furto che si è verificato in centro storico. I colpevoli vengono riconosciuti grazie alle telecamere di sicurezza. Erano riusciti persino a farsi dare una mancia dalla vittima della razzia. Sentiamo. Furto in centro storico a Vicenza. La vittima è una signora che dopo un aperitivo in Piazza dei Signori dimentica la borsa sulla sedia. Nessun problema però, quando scopre di averla dimenticata, la ritrova nel bar dove due gentiluomini di 35 e 40 anni gliel'hanno riportata. I due se ne vanno con tanti ringraziamenti e anche con una piccola mancia. Peccato che la signora scopra di lì a poco che nel portafoglio mancano 700 euro in contanti. Si rivolge ai vigili che, grazie alle telecamere che sorvegliano la piazza, scoprono i colpevoli e sono proprio i due che avevano riportato la borsa. La polizia locale risale alla loro identità. Si tratta di due italiani che vivono in città. Convocati al comando, hanno confessato il malfatto e restituito il denaro rubato. Sono stati denunciati per furto in concorso. Due fidanzati veronesi, lui 29enne e lei 23enne, sono stati arrestati dai carabinieri per avere fatto sesso sulla panchina di un parco. La coppia era accusata del reato di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto è avvenuto a Bussolengo, in provincia di Verona. I militari erano intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato i due giovani nel pieno di un rapporto sessuale sulla panchina. La coppia è stata interrotta dall'arrivo degli stessi carabinieri. I ragazzi sono stati così arrestati. Nel processo per direttissima la ragazza ha patteggiato una condanna a 2 mesi, mentre per il ragazzo il giudice ha disposto l'obbligo di firma.
Parliamo ora del decreto legge sicurezza, continua il botta e risposta tra l'assessore regionale Donazzan, che aveva criticato Forza Italia per il mancato voto, ed il deputato veneziano Brunetta. Sentiamo. Non si è più iscritta a Forza Italia e quindi in giunta regionale non ci rappresenta, parla solo a titolo personale. A dirlo il deputato veneziano Renato Brunetta, a margine del direttivo regionale di Forza Italia, nei confronti dell'assessore regionale Elena Donazzan, che aveva criticato qualche giorno fa il partito per non aver votato il DL Sicurezza. Lei però resta ferma nella sua idea e replica decisa. Io rispondo ai cittadini, rispondo ai tanti elettori che mi chiedono come mai Forza Italia tenga questo comportamento, che è sostanzialmente un comportamento di totale e continuo attacco, quasi boicottaggio al governo. Ecco, finché si poteva dire va bene, noi siamo all'opposizione perché non siamo al governo, si poteva anche giustificare, ma quando si va a votare, anzi non si vota sul decreto sicurezza, e Forza Italia aveva detto che invece avrebbe votato su ogni provvedimento giusto per l'Italia e il popolo italiano, a questo punto sono io che non mi riconosco in quel comportamento. Per me prima di tutto vengono gli elettori, i cittadini, il territorio. Il partito, quale che sia, viene dopo, per qualcuno viene prima. Donazzan non condivide più certe scelte del partito e si aspetta un cambio di rotta, altrimenti... Io credo che bisogna intendersi su che cosa Forza Italia vuole fare per l'Italia, perché io oggi credo che ci sia una necessità di esprimere un vero interesse nazionale, che oggi il problema sia il rapporto dell'Italia con l'Europa, che non può essere subordinato, e troppe volte Forza Italia sembra quasi essere l'amica dei partiti popolari europei che guardano più all'interesse della Germania che non a quello dell'Italia. Su alcune questioni, sicurezza, immigrazione, non esistono parole moderate, esistono forse toni meno accesi che dovrebbero essere interpretati da Forza Italia, ma ci vuole una chiarezza di intenti, anche stare a fianco del Ministro dell'Interno Salvini, che su questi temi si è dimostrato molto chiaro. Allora io non so che cosa Forza Italia vorrà fare, se vorrà cambiare la sua politica e rispondere all'interesse dell'Italia, all'interesse del territorio, e cominci a lavorare per questo, allora ci sarà forse una speranza anche per riacquistare qualche voto in più, forse anche il mio. Dal 15 di novembre al 15 di aprile 2019 scatta l'obbligo su alcuni tratti autostradali di pneumatici da neve o catene a bordo. Per quanto riguarda i tratti gestiti da CAV, l'obbligo, che riguarda tutti i veicoli ad eccezione dei motocicli che transitano in entrambe le carreggiate dell'autostrada A4, appunto il tratto interessato è quello della A4, passante di Mestre e tratto compreso tra Padova Est e Bivio A4 a 57, non riguarda invece gli altri tratti gestiti da CAV, cioè il raccordo Marco Polo e la A57, la tangenziale di Mestre tra la barriera di Mestre e l'innesto del passante ad Arino di Dolo. Ricordiamo che chi viaggia sprovvisto di pneumatici invernali o catene da neve a bordo in autostrada rischia di incorrere in una sanzione che va da 84 a 335 euro più una sanzione accessoria che consiste nella decurtazione di 3 punti dalla patente e il fermo del veicolo. Era questa l'ultima notizia, vi ricordo gli appuntamenti con la nostra prima serata subito dopo. Il telegiornale torna 20:10, parleremo di pensioni questa sera e di che cosa succederà con quota 100. Ospite in studio Cinzia Bonan, segretario della CISL Treviso Belluno, e Paolo Stefan, direttore del Fondo Pensione Solidarietà Veneto. Poi in prima serata torna alle 21:15 Ring, alluvione fate presto, il titolo della puntata di questa sera, per fare appunto il punto sull'emergenza maltempo in Veneto. In studio l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, i senatori Giampaolo Vallardi della Lega ed Andrea Ferrazzi del PD, il docente universitario esperto di schianti di alberi Tommaso Anfodillo, e l'appuntamento quindi è alle 21:15 con i collegamenti in diretta dei nostri
inviati, Tiziana Bolognani e Lucio Zanato, li avete visti prima perché avremo un collegamento appunto in diretta con Rocca Pietore per dare proprio voce a voi cittadini e agli imprenditori che vorranno intervenire in diretta per raccontare disagi e fare le proprie richieste. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura al nostro meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine. In rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 12 e 13 gradi. Valori massimi compresi invece tra 14 e 17 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà piuttosto stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi dove non si escludono dei piovaschi. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie, specie sulle vallate del Trentino, sarà più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.